italiano l'11 di dicembre con l'edizione dei campionati europei di cross in programma in Piemonte, nel Parco La Mandria a Venaria Reale che peraltro era stata sede della festa del cross, della festa tricolore del cross nell'edizione 2019. Si partirà appunto con la gara riservata alla categoria cadetti che, come da tradizione, assegna non solo i titoli italiani individuali, ma anche i titoli italiani per regioni. E a proposito di cadetti e di rassegne per regioni, andiamo anche a darvi le formazioni che sono campioni in carica in questo senso. Lo scorso anno il titolo della combinata andò alla Lombardia davanti alla Toscana e al Lazio. Il titolo maschile invece fu conquistato sempre dalla Lombardia davanti in questo caso al Lazio e alla Toscana, che quindi invertirono le proprie posizioni sul podio rispetto a quella che sarebbe stata invece la graduatoria combinata. E li vediamo gli under 16 schierarsi dietro la linea di partenza. Qui al campo Ervatti, aerocampo di Prosecco, struttura sorta nel 1916, l'aerocampo di Prosecco durante la Grande Guerra per ospitare biplani che avevano compiti di ricognizione e di supporto all'artiglieria. Sarebbe stata poi utilizzata come deposito di carburanti ed esplosivi fino al 1948, successivamente poi utilizzata anche dal Comando Militare Alleato come base di ricognizione aerea. Adesso è terra di conquista per quanto riguarda i ragazzi e le ragazze che ambiscono a titoli tricolori o comunque ambiscono anche a vivere momenti importanti della propria crescita tecnica in questa disciplina, la corsa tra i prati, che di fatto rappresenta un passaggio fondamentale sia per chi vivrà una estate contrassegnata dalle gare di mezzo fondo e di fondo in pista, sia da chi si avventurerà nelle corse su strada, sia invece da chi avrà il clou della propria annata nella corsa in montagna. Campione in carica in questa categoria Emanuele Zanini, l'atleta varesino allenato da Silvano Danzi, che è passato nella categoria allievi e che vedremo poi quindi nella seconda parte della nostra diretta attorno all'ora di pranzo, per ciò che concerne appunto la competizione della categoria Under 18. Si partirà invece, come detto, con gli Under 16. Eppure. Ah, ok. Sì, esatto, arrivavano. Sono in muto, vero adesso? Ok. Sì, 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 assolutamente, perché arriva. Andiamo a darvi qualche ragguaglio sugli atleti che partiranno in questa competizione della categoria cadetti, con attenzione a chi ha ottenuto risultati in ambito tricolore l'anno passato, quindi atleti classe 2007 in questo caso, partendo da Vittorio Borromini, che l'anno scorso fu settimo nel cross e terzo nei 2000 metri, quindi medaglia di bronzo, nella gara anche in quel caso vinta da Manuel Zanini, si correva in quel di Parma. Borromini che ora difende i colori della rappresentativa toscana. Lo scorso anno invece gareggiava per la Sicilia. Attualmente Borromini è tesserato per l'Atletica Cascina come società. Abbiamo anche in gara Luca Coppola, quarto lo scorso anno ai campionati italiani nei 1200 metri con Siepi. Marco Coppola, che è stato quarto invece nei 2000 metri. Cristian Piana, quinto sempre nei 2000 metri campionati italiani, e Raffaele Faronato, che invece è stato sesto ai campionati italiani nei 1200 metri con Siepi. Faronato correrà con il pettorale numero 136, Luca Coppola con il 110
mentre scatta intanto ufficialmente la gara dei cadetti. È partita la sfida per regioni per quanto concerne appunto questa competizione dei campionati italiani cadetti al maschile. Le cadette entreranno in scena per terza in questa mattinata. Le prime fanciulle in gara saranno le ragazze della categoria juniores. Andiamo col pettorale numero 51 intanto. Per passare da una parte all'altra del percorso e di non scavalcare il nastro che segna lo stesso percorso, utilizzare i varchi, ce ne sono per seguire Dominique Mulumba della studentesca Rieti Andrea Milardi e ovviamente la rappresentativa laziale, mettersi subito in testa a tirare il gruppo davanti a un binomio di ragazzi del Piemonte. Mulumba al comando, è lui subito a fare deciso l'andatura per provare a sgranare subito il gruppo in una gara che comunque è piuttosto breve, sia pure di 3 km, seppure comunque siamo su distanze 3 km che sono cresciute rispetto a qualche stagione fa, quando i cadetti gareggiavano sulla distanza dei 2500 metri nella loro prova di corsa campestre. Il campione in carica abbiamo detto che è Zanini, 3 anni fa invece a Venaria Reale, a proposito di prati che ospiteranno anche i prossimi europei di cross Piemonte 2022. La vittoria andò a Ropelato. Lo sforzo, un po' di inesperienza porta anche a partire molto forte. Riccardo Andreatta si fa vedere in seconda posizione davanti al numero 85 Simona Batecola del Piemonte, che ora si incarica lui di andare a ricucire il ritardo nei confronti di Mulumba al battistrada. Quindi Mulumba a Batecola. Poi con il 144 si fa vedere anche il Veneto nelle prime posizioni, pardon, la Toscana nelle prime posizioni con il citato Vittore Simone Borromini. Mulumba, Borromini, quindi a Batecola in terza posizione, molto bene il Piemonte nella classifica a squadre, anche con 3 atleti nelle prime 5 posizioni. In quarta posizione vediamo in questo momento Cristian Piana, e al quinto posto con il numero 93 Pietro Ruga. E Borromini, avevamo apposto il circoletto rosso sul suo nome, precedenza, è lui a prendere il comando. Qui siamo su Mulumba, seconda posizione. Eccolo qua Borromini, nettamente al comando Borromini. Adesso cerchiamo di darvi anche qualche passaggio intermedio ufficiale. Vittorio Borromini, azione decisa del ragazzo che adesso gareggia per l'Atletica Cascina. Per le sue spalle c'è ancora Mulumba in testa, gruppo che si è già decisamente sgranato in questa prova di 3 km per la categoria cadetti. Borromini in testa. Deciso, abbiamo ricordato i suoi risultati in precedenza con il 7° posto lo scorso anno nel cross e il terzo nei 2000 metri.
Borromini ha decisamente rotto gli indugi. E dalle sue spalle con il numero 109 è Marco Coppola della Sicilia a farsi vedere davanti al compagno di colori Luca Coppola, colore della Polisportiva Real Paceco a livello di società. Vittorio Simone Borromini in testa, l'atleta toscano. Guardate che margine che è andato a prendere, decisamente ampio, mentre messa molto bene la Sicilia con due atleti in seconda e in terza posizione. Luca Coppola e Marco Coppola del Real Paceco. Borromini decisamente in controllo della situazione, sta dando una dimostrazione di condizione e anche di crescita tecnica rispetto a quanto avevamo visto una manciata di mesi fa, parliamo di 5 mesi or sono, nella gara di Parma, dove era stato terzo a livello di campionati italiani sui metri 2000. Seguito dal tandem siciliano del Real Paceco, Marco e Luca Coppola, gemelli peraltro, che lo scorso anno abbiamo ricordato furono quarto nei 2000 e quarto nei 1200 metri con siepi, quarto Marco nei 2000 e quarto Luca nei 1200 metri con siepi ai campionati italiani categoria cadetti. Ecco il binomio siciliano all'inseguimento. Quadratura ora ci stringe si propone quello che sarà l'arrivo. Adesso vedremo, potrò eventualmente confermarti questa indicazione. Si stanno avvicinando verso la parte bassa del percorso. Gli ultimi 500 metri. Siamo negli ultimi 500 metri di gara per Borromini. Mentre molto bene a livello di selezioni, quindi di competizione per regioni, sono messe anche la Sicilia ovviamente con il secondo e il terzo posto dei due gemelli Coppola e il Piemonte. Si avvicina ormai Borromini nel suo assolo. Borromini che ha perso qualcosa nel finale. Infatti vanno a risalire Marco e Luca Coppola, ma troppo tardi per andare a prendere il successo. Attenzione che non è ancora finita la sfida tricolore, siamo sulla retta d'arrivo ormai, superata l'ultima curva per Vittorio Simone Borromini. Il margine sia un filo ridotto. Sta pagando qualcosina Borromini dopo una fase centrale di gara veramente stratosferica, ma il margine c'è per Borromini, che va a portare a casa quindi il proprio successo, a conquistare il primo titolo tricolore della carriera. 9:23 è il tempo, mentre volata familiare tra i gemelli Coppola per la seconda e per la terza posizione. Vittorio Simone Borromini vince, secondo è Marco, tra l'altro ci vengono dati ex aequo in questo momento, Luca e Marco Coppola, quarto chiude Cristian Piana, in quinta posizione Alessandro Sant'Angelo, sesto Dominic Mulumba, al settimo posto Francesco Bigoni, ha chiuso ora con il pettorale 18, 118 in ottava posizione Fabio Mozzi, quindi Simona Battecola nono e Luca Cavazzuti decimo, si susseguono gli arrivi, è una grandissima prestazione per la Sicilia, che ha piazzato 3 atleti nei primi 10, attendiamo l'ufficialità di chi è arrivato secondo tra Luca e Marco Coppola, e in decima posizione però ha chiuso Luca Cavazzuti, anch'egli siciliano,
Rivediamo, grazie alla regia, ricordiamo la produzione della Federazione Italiana di Atletica Leggera con il grazie allo staff di Fila Servizi operativo sul campo. La vittoria di Luca Borromini, io direi che al secondo posto è stato di Marco Coppola con Luca Coppola di bronzo. Entrambi alla prima medaglia tricolore dopo il doppio quarto posto dell'anno scorso. Cristian Piana chiude in quarta posizione. Intanto si susseguono gli arrivi. Cortesemente un addetto medico all'arrivo, per piacere. Ecco qua, rivediamo in slow motion l'arrivo di Borromini, che dopo la medaglia di bronzo dell'anno scorso in pista sui 2000 metri, Borromini va a conquistare il titolo italiano di corsa campestre. Succede quindi a Manuel Zanini, che vinse nel 2021, 3 anni fa vinse invece Francesco Ropelato. Parliamo di 3 anni fa perché nel 2020 la rassegna non venne disputata, la festa del cross per l'emergenza pandemica, era in programma a Campi Bisenzio nel mese di marzo del 2020, poi sarebbe stata riprogrammata solo nella veste assoluta proprio in occasione della Carsolina Cross qui a novembre, manifestazione che poi fu cancellata purtroppo per l'incedere, l'avanzare della seconda ondata dell'epidemia, della pandemia da Covid-19. Vittoria Simone Borromini, adesso gareggia per l'Atletica Cascina, 14 anni, ne compierà 15 il prossimo 18 di agosto. Per darvi qualche informazione in più, vanta 2,40 e 5 manuale sui 1000 metri e 5,44,87 sui 2000 metri, tempo realizzato proprio in occasione del tricolore di Parma. Cercheremo di darvi tra poco anche qualche prima annotazione per ciò che concerne la prova a squadre, ovvero per regioni in questo caso, a livello maschile ovviamente, perché per quanto riguarda la combinata ovviamente sarà necessario sommare anche i punti ottenuti dalle ragazze, dalle cadette in questo caso. Un'occhiata all'Albodoro recente con Cioè va e si entra nel campo e si fa tutto il giro fino la vittoria all'arrivo, ok? Ovviamente dove c'è l'arrivo, la finish line della Lombardia lo scorso anno, la Lombardia che da quando la competizione cadetti è entrata nella festa del cross ha vinto in 4 occasioni.